siamo propriamente toscani. Che cosa stiamo facendo a Bergamo? A Bergamo da quest'anno, o meglio da qualche mese, abbiamo iniziato a condurre una rubrica radiofonica, una rubrica settimanale in diretta radio di professione lavoro, e trattiamo appunto delle problematiche del lavoro. Come è nata questa opportunità? Questa opportunità è nata da un'intervista che ho rilasciato io a seguito della costituzione dell'associazione, ha chiamato me come riferimento di questa associazione, e nell'intervista, oltre ad aver spiegato le attività che svolgiamo come associazione giovani, ci siamo premurati di spiegare cosa fa il consulente del lavoro, anche perché la nostra categoria, nonostante gli sforzi e lavori, come diceva stamattina Andrea, purtroppo non è ancora ben identificata, per cui secondo noi ogni opportunità deve essere colta e deve essere comunque utilizzata anche per sponsorizzare quale sia il valore della nostra professione. E nello spiegare appunto qual è l'attività che svolgiamo quotidianamente, che per noi magari non è scontata, siamo riusciti a colpire la curiosità del giornalista, tant'è che ci ha proposto di gestire e seguire e condurre questa trasmissione radio. È un'opportunità che noi abbiamo colto con entusiasmo e stiamo cercando comunque di realizzare dei migliori dei modi. Ci permette di realizzare un servizio pubblico e gratuito, per cui, come sta dicendo Lorenzo, creare cultura del lavoro. Cerchiamo di diffondere quello che sono le normative di interesse comune e cercare di esporle nel modo più semplice possibile, e ci permette di diffondere sempre più quello che è la nostra professionalità. Considerate che il target che noi abbiamo è un target popolare, è una trasmissione radiofonica pomeridiana di intrattenimento. Questo ci impone di utilizzare un linguaggio molto semplice. Per noi è stato anche interessante, oltre a approfondire la normativa, cercare di esporla in un modo che non è il nostro linguaggio comune. Noi siamo abituati, siamo tecnici, parliamo di lavoro dalla mattina alla sera, ma non in modo spesso immediato. E questa rubrica è molto interessante perché arriva anche in caldo, arriva alle stampe casalinghe, ai pensionati, per cui il nostro messaggio arriva a chi normalmente di queste materie magari non si interessa. E questo ci permette di arrivare a tutti, per cui tutti gli appelli nel nostro piccolo, nella nostra piccola realtà, iniziano a conoscere ancora meglio quello che è la nostra professione. La rubrica è seguita e sicuramente il momento storico che sta caratterizzando il nostro periodo ci sta aiutando in questo. In momento di tranquillità magari ci si interessa meno di quello che sono le problematiche del lavoro. Ora purtroppo c'è precarietà, c'è un sentimento di ansia che si sta diffondendo e quindi c'è anche un interesse maggiore ad interessarsi delle tematiche del lavoro. Gli bergamaschi sono conosciuti come dei gran lavoratori. Devo dire, e riconosco dei lavoratori e anche degli imprenditori, che c'è sempre stato purtroppo un grande disinteresse per quel che riguarda la normativa. E adesso invece c'è un'attenzione maggiore, noi in questo momento lo vogliamo sfruttare per fare formazione,